Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti. Questa è un'edizione particolare perché seguiremo momento dopo momento le celebrazioni per l'80° anno del bombardamento di Treviso, 7 aprile 1944, 7 aprile 2024. Un evento, ha sottolineato il sindaco di Treviso, Mario Conte, che non è uno spettacolo ma l'omaggio, dice, ai nostri martiri. Dalle 12, quindi fra pochi minuti in realtà ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato, che si trova in città assieme a tutte le nostre troupe, e poi una cerimonia che culmineranno con il sorvolo delle frecce tricolori. Esattamente 80 anni fa Treviso subì un devastante bombardamento. Il capoluogo della Marca fu investito da una pioggia di bombe lanciate dalle fortezze volanti degli alleati. Il governatore Luca Zaia ha detto: conclusi i giorni dell'orrore, avviato il periodo di pace più lungo della nostra storia. Tutta la nostra regione divenne il simbolo di una rinascita basata su questa solidarietà e su quella voglia di ricostruire, che sono state il motore di un progresso sociale, di un benessere diffuso senza precedenti. Dunque davvero pochi minuti e ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato, che si trova in città con le nostre truppe per seguire proprio queste cerimonie. Prima però la cronaca: c'è stata una tragedia questa mattina a Castelcucco. Un ciclista di 55 anni è stato investito, travolto da un'auto condotta da un uomo del 34. L'uomo si trovava in sella alla sua bici insieme ad altri amici, stava andando verso il centro del paese quando è stato investito. Purtroppo nulla da fare per il ciclista, sul posto gli uomini del SUEM 118, ma per l'uomo non c'era davvero più nulla da fare. L'ennesimo incidente sulla strada nella Marca, sul posto per i rilievi del sinistro. La polizia locale ovviamente di questa ennesima tragedia della strada ne parleremo nel corso del nostro telegiornale alle 19:30 di Treviso. E ci spostiamo a Taglio di Po, nella provincia di Rovigo. Questa notte è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco l'uomo finito con l'auto nel fiume Po nella giornata di venerdì. La svolta ieri pomeriggio, dopo l'individuazione dell'auto con un eco scandaglio da un'imbarcazione dei vigili del fuoco. I sommozzatori di Venezia hanno predisposto una serie di immersioni per la verifica visiva e per vincolare l'auto. Nella notte il recupero dell'uomo alla guida. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dalle forti correnti. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'auto sarà recuperata invece nella giornata di oggi. Ed un altro incidente, un po' un giallo, perché un automobilista fuoriuscito di strada e si è allontanato poco prima dell'arrivo dei soccorsi. È accaduto questa notte intorno alle 2 a Casieri. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Santi per un'auto finita rovesciata fuori strada dopo aver abbattuto addirittura un palo. All'arrivo dei soccorsi però non è stato trovato nessuno. I pompieri accorsi da Treviso hanno messo in sicurezza la macchina gravemente danneggiata, come potete vedere dalle immagini, controllando che non vi fossero persone coinvolte nelle adiacenze dell'incidente. Il conducente subito dopo il sinistro si è allontanato dunque dal posto. Le forze dell'ordine, i carabinieri che sono insomma arrivati sul posto stanno cercando di identificare il conducente. Sul posto anche il personale del SUEM. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E ieri c'è stata una rapina ad una farmacia in zona Borgo Treviso a Castelfranco Veneto. Un uomo travisato con una mascherina ha fatto irruzione tenendo una mano sotto la giacca per far pensare, per far capire che dentro la giacca avesse una pistola. Ha minacciato la farmacista e si è fatto consegnare l'incasso, circa 1.000 euro. Noi abbiamo sentito ieri telefonicamente la vittima di questa rapina, la farmacista. Sentiamo le sue parole. È entrato e man mano si avvicinava questo uomo che era coperto di bassa statura, magro. È entrato, aveva questa pistola sotto un berretto di lana.
e quindi abbiamo dato i soldi che avevamo in cassa. È stata una questione veramente di 2 minuti, una cosa veloce, è partito, è andato via e niente, poi tempo di chiamare lui ha detto subito non chiamate nessuno, come no, abbiamo chiamato subito i carabinieri, tempo proprio 1 minuto, sono arrivati subito i carabinieri. Abbiamo fatto una descrizione veloce, i carabinieri prontamente sono andati in pattuglia in giro per riuscire a scovarlo. Parlava in italiano? Siete riusciti in qualche modo? Allora l'accento non era italiano, era tutto comunque coperto, occhiali, berretto e mascherina chirurgica, e che quando entri in farmacia uno può avere anche l'influenza, può essere coperto, quindi effettivamente. Avete preso tanta paura? Beh, un po', le dirò che siamo state abbastanza fredde, nel senso che siamo state paradossalmente, quando comunque abbiamo visto come si imbarcava la faccenda, abbiamo comunque dato tutti quanti i soldi, le ho detto stai calmo, perché ha voluto tutti quanti i soldi, anche i tagli da 5 euro. Io ho dato comunque i tagli da 100, da 50 e da 20, e visto che nel cassetto erano rimasti quelli da 5, ho detto no, dammi tutto, ho detto stai calmo, ti do tutto quanto. E in una cassa, e poi comunque è andato anche dall'altra collega e quindi ha preso solo quelli da 50 euro comunque, ecco. Le indagini di questa rapina affidata ai carabinieri dà caccia ancora all'uomo, si sta cercando per ora, non è ancora stato trovato. Noi andiamo subito a Treviso, l'abbiamo detto, 80 anni dal bombardamento di Treviso, le nostre truppe sono in città per seguire le celebrazioni, ci colleghiamo subito con il nostro Lucio Zanato che lo vedo sullo schermo. Lucio, io ti do la linea per seguire insieme a te e insieme anche ai telespettatori questa importante giornata per la città. A te la linea. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. La prima immagine che vi voglio regalare con Nicoletta Rizzetto è questa. Questa è una delle bombe inesplose di quel 7 aprile 1944. Una bomba ad alto potenziale con un innesco, si dice, con una ventola, praticamente questo era l'innesco. Questa ovviamente è stata disattivata, ma di queste ne sono piovute, pensate, oltre 2600 in 7 minuti. È stato un disastro. La città è stata devastata all'80%, oltre 4.000 sono le abitazioni, i palazzi, pezzi di storia che sono andati irrimediabilmente perduti in quei 7 minuti del 7 aprile 1944. 13:05, 13:15 circa, questo è quello che è accaduto e 80 anni dopo siamo qui a ricordare. Intanto siamo dentro il negozio di Paolo Bresolin, buongiorno. Intanto grazie per averci, grazie a voi. No, grazie per averci fatto vedere questa bomba. Io ringrazio i ragazzi che mi hanno portato la bomba, che sono stati generosi e bravi, perché non pesa poco, 236 kg, anche disinestata, ma insomma. 236 kg, pensate, 2600 sono quelle 500 che sono libre. 500 libre sono quelle che sono piovute, quindi la devastazione. Vedendo questa bomba, cosa le viene in mente? Guardando cosa succede oggi in Ucraina e in altre parti del mondo. Io ho avuto la fortuna di non essere nato in quel periodo là, ma immagino quello che mi ha raccontato mia madre, che adesso sia ancora peggio. Perché le bombe sono ancora peggiori. Sono ancora più. Grazie Paolo. Adesso noi cominciamo la lunga strada insieme a Flavio Moretto e ad altri ai nostri ospiti. Perché? Perché da qui, cioè da questa via, ci trasferiremo invece sotto alla scalinata dei 300 dove inizieranno le prime cerimonie. In realtà la prima cerimonia è già stata compiuta oggi con la celebrazione consueta alla chiesa votiva appena fuori mura di Treviso, una celebrazione officiata dal vescovo di Treviso, Monsignor Michele, e proprio perché c'è stata questa celebrazione adesso tutti si stanno trasferendo qui sotto la scalinata dove ci sarà la prima cerimonia ufficiale, ovvero il ricordo di questi caduti. Ricordiamo, sono oltre 1600 i caduti, nel senso i morti civili in questo bombardamento del 7 aprile, e 123 bambini che invece verranno ricordati oggi pomeriggio nella piccola chiesetta sul Parco della Storga, proprio perché gli è stata dedicata una chiesetta per non dimenticare soprattutto le vittime inermi. Però Flavio è con noi perché ci ha portato un documento eccezionale, un documento che sta portando, che abbiamo recuperato, anzi tu hai recuperato qualche giorno fa. E allora noi ci fermiamo un attimo qui, proprio perché siamo mi pare in favore di luce, e allora intanto vi faccio vedere. Questo è il calendario, racconta tu. Questo è un calendario
del 1944, dove vengono riprodotti giorno per giorno gli allarmi che si sono verificati nella città di Treviso fino al 31 dicembre 1944. Sono numerosissimi. Ecco, vediamo un attimo. Qui Ecco. praticamente c'è stato, come dire, uno dei cittadini che ha compilato questo calendario meticolosamente, indicando ogni momento i dati e salienti degli allarmi. Per dirvi, il 7 aprile, siamo il 7 aprile, vediamo che alle ore 12:30 c'è stato il primo allarme, poi venne riportato alle 13:15 il bombardamento di Treviso. Successivamente, guardate le pagine successive del calendario, in modo particolare nel mese di dicembre, guardate quanti allarmi sono avvenuti a Treviso, indicati al dettaglio ora per ora. E poi ci sono i due bombardamenti importanti il 21 dicembre e il 27. Adesso vediamo in dicembre un attimo, così facciamo vedere bene ai nostri telespettatori. È un documento veramente eccezionale. Ecco, guardate qua. Quanti sono. Ecco, giusto Guardate. per spiegare che cosa ha dovuto subire questa città durante la Seconda Guerra Mondiale. Treviso praticamente col bombardamento è cambiata al 100%. Proprio è stata distrutta a tappeto. Dico a tappeto in quanto coloro che erano presenti dicevano che camminavano non solo in mezzo alle macerie, ma in mezzo ai brandelli di gambe e di teste e di corpi umani. Ecco, ancora adesso dopo 80 anni ti emozioni? Sì, è una cosa emozionante perché ricordo mio padre che mi diceva che si è salvato e aveva fatto una grande festa per questo. Ecco, allora adesso noi ci avviciniamo alla cerimonia perché è importante raccontare queste cose, perché la gente magari non si rende conto, non capisce. No, li facciamo vedere dopo questi. Allora adesso, Flavio, ci fermiamo qua con te perché ci stiamo avvicinando alla cerimonia. Nicoletta, do le spalle ai nostri telespettatori perché, ecco, facciamo vedere la cerimonia. Questa è la prima parte della cerimonia. Vediamo con Nicoletta, cerchiamo di avanzare. Vediamo di farci. Vedete quanta gente c'è? Permesso, scusate, chiedo scusa, vediamo se riusciamo a passare. Eccoci qua. Eccoci qua. Ecco, stiamo entrando. Ecco, seguirete con noi la diretta della cerimonia. Eccoci qua, ci mettiamo da questa parte, così possiamo seguire tutto quello che ne consegue. Eccoci qua. Da qui va bene. Eccoci qua, vedete che c'è anche il ministro Carlo Nordio che segue la cerimonia, naturalmente poi tutte le altre autorità. Adesso vediamo anche l'assessore Caner e seguiremo insieme in diretta tutto quello che succederà. Vi testimoniamo in diretta tutta la manifestazione. Ci sono un attimo di. Ecco, vediamo hai bisogno di avanzare. A noi interessa, ecco, perché c'è, come dire, comprensibile attenzione. Magari se tu riesci a alzare la camera a far vedere quanta gente c'è che già da qui segue questa cerimonia. Abbiamo rappresentanze del Consiglio Comunale, abbiamo le rappresentanze delle delle forze dell'ordine e delle armi e ci stiamo avvicinando a quella che è la prima parte e quindi adesso noi seguiremo la cerimonia costantemente in diretta. Stiamo vedendo appunto arrivare tutte le personalità, vediamo anche consiglieri regionali, assessori regionali, deputati, insomma abbiamo praticamente lo Stato e non solo qui. Ricordo comunque che questo è stato un bombardamento tra l'altro pianificato dagli americani a suo tempo, un bombardamento che 80 anni fa, come ricordo, fece oltre 1600 morti e una devastazione con oltre 4.000 edifici distrutti o rasi al suolo. Furono 159 i bombardieri che sganciarono in 7 minuti oltre 2.600 bombe, le avete viste all'inizio, 2.600 bombe di 500 libre che devastarono completamente e totalmente la città. Stiamo vedendo che sta arrivando anche il prefetto
perfetto e quindi seguiremo questa prima parte della cerimonia. Ricordiamo poi appunto il fatto perché accade questo bombardamento, viene spiegato assolutamente da un libro edito e scritto dal generale Nazareno Acquistucci che studiò le carte desecretate dall'esercito americano. Nicoletta, se vuoi passare avanti, fammi passare un attimo la camera, solo la camera, passa davanti dove ci sono, vai avanti, passa in avanti, così, perfetto. Nicoletta in questo momento, ecco, passa avanti così, perfetto. Eccoci qua che abbiamo la visione completa, io invece rimango nelle retrovie. Ricordo, questa è la prima parte della cerimonia e poi vedremo proprio il ricordo. Io leggo la stele. In questo luogo segnato dalla distruzione bellica, il Comune di Treviso e l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra posano questa lapide in memoria delle vittime civili di tutte le guerre affinché il loro sacrificio rimanga indelebile monito per i cittadini e possa tracciare la via della pace. Questo è stato posato esattamente 10 anni fa, nel 7 aprile del 2014, in ricordo proprio in questo caso dei 70 anni dal 7 aprile 1944. Ricordiamo proprio questo bombardamento. Perché avvenne? Perché Treviso era un elemento, era un punto importante nel tratto di ferrovia di collegamento tra la Germania, l'Austria e il fronte di Cassino di Anzio. Era il 44 e di conseguenza era un momento difficile per la seconda guerra mondiale, le truppe alleate non riuscivano a sfondare, quindi a risalire la penisola, erano state bloccate all'altezza proprio di Cassino e dopo lo sbarco di Anzio sostanzialmente in quell'area, e quindi gli americani decisero un bombardamento importante nelle maggiori vie ferroviarie, vie che differentemente da altri arterie erano più facili da raggiungere, più semplici da colpire e soprattutto molto più efficaci, perché gran parte del materiale che poi serviva per le prime linee arrivava proprio attraverso proprio la ferrovia. E allora venne pianificato addirittura dai primi. Ci sono incartamenti, ci sono carte, mappe topografiche e ci sono assolutamente anche delle fotografie aeree che sono importanti perché ci fanno capire come la pianificazione sia stata totale e terminata la pianificazione per quanto riguarda proprio il bombardamento vero e proprio. Ecco, c'è talmente tanta gente che hanno deciso di abbiamo dato un po' più di aria, di spazio. Intanto continuiamo a vedere Nicoletta che cerca di trovare posizione. Capirete la situazione, devo dire, sempre molto importante in quest'angolo della città. Ricordiamo, siamo ai piedi dello scalone dei 300 e va ricordato che il scalone dei 300 è un altro dei simboli di questo bombardamento, perché a metà di quella scala che voi vedete adesso, dove ci sono forze dell'ordine, i rappresentanti delle massime autorità delle forze dell'ordine e delle armi, aeronautica, guardia di finanza, carabinieri, esercito. Ecco, dicevo, a lato di questa scala è ancora segnato lo sbalzo, cioè dalle bombe, una bomba colpì direttamente proprio il Palazzo dei 300 e si aprì completamente con il muro perimetrale che e tanto è vero che l'allora dirigenza tedesca, proprio tedesca, disse è meglio che noi lo facciamo saltare completamente perché è pericoloso ed è pericolante. Lì invece è successa una cosa per cui vale la pena ricordare Memmi Botter. Chi è Memmi Botter? Memmi Botter è
colui che non solo salvò la città, salvò gli affreschi della città, ma fu il primo a ricostruire quella che noi adesso ammiriamo come la città dipinta. Adesso comincia la cerimonia ufficiale, il resto ve lo racconterò tra qualche istante. Adesso cerco di raggiungere la cassa che mi permette e vi permetterà di sentire proprio tutta la celebrazione. Diamo corso alla deposizione corona. Tutti attenti! Onori alle vittime del bombardamento di Treviso! Diamo ora lettura della preghiera alle vittime civili di guerra. Attenti! Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e delle violenze che ancora oggi insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore, più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme, senza confini di popoli, alleanze, religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli, caduti in guerra, ma caduti nelle tue grandi braccia, dove è la pace vera per la quale essi hanno lottato, che ti supplichiamo di riversare sull'umanità. Amen. Riposo! Diamo ora la parola al Presidente nazionale delle vittime civili di guerra, Michele Vigne. Desidero ringraziare gli organizzatori a nome delle vittime civili di guerra italiane. A questa cerimonia in ricordo delle vittime commemorative, oggi in occasione dell'80° anniversario del bombardamento sulla città di Treviso. Per noi, che siamo rimasti vittime civili della Seconda Guerra Mondiale, sia durante che anche dopo, a causa della diffusa presenza di ordigni bellici inesplosi, come è avvenuto nel mio caso,
l'impegno a conservare la memoria di quanto allora tristemente accaduto e dell'attualità di aiutare coloro che oggi trovano a patire le stesse nostre sofferenze è sempre stato al centro della nostra militanza sociale. Purtroppo, come ci dimostrano i fatti degli ultimi mesi, guerre, conflitti e scontri armati continuano a provocare morte e sofferenze tra le popolazioni civili e per questo motivo noi continueremo a dare il nostro piccolo grande contributo per costruire un mondo basato sul dialogo e sulla pace. La città di Treviso ricorda oggi uno dei suoi momenti più bui. Fare memoria di questi bombardamenti significa ricordare gli orrori delle guerre che purtroppo con terribili giorni di bombardamento strategici e attacchi armati stanno imperversando attualmente anche vicino a noi. E per tale ragione occorre impegnarsi a costruire ogni giorno una società basata sul rispetto e sull'affermazione del diritto alla pace e del diritto alla vita. Come associazione nazionale vogliamo far sentire la nostra voce di vittime civili a nome di tutti coloro che hanno pagato e pagano tutt'oggi le tremende conseguenze della guerra. Il contesto internazionale è critico. Ogni giorno sui giornali leggiamo storie di sofferenze ed sofferenza estrema, dal Medio Oriente all'Ucraina, fino ad altri conflitti meno notiziabili, ma non per questo meno cruenti. Il 1° febbraio scorso abbiamo scandito a gran voce "Stop alle bombe sui civili", lo slogan che da sempre accompagna la giornata nazionale delle vittime civili di guerra e dei conflitti nel mondo e che ha visto illuminati in blu palazzi e monumenti significativi delle nostre città d'Italia, come ha fatto anche Treviso, e di questo ringraziamo l'amministrazione comunale che ha aderito al nostro invito. Ed ora, concludendo, consentitemi un auspicio. Nel fare memoria di quanto accaduto allora sia volontà di ognuno non dimenticare e sia l'occasione per le giovani generazioni di comprendere l'orrore della guerra e l'impegno per la diffusione della pace, della democrazia e della libertà, quali irrinunciabili concezioni di vita. Grazie. La cerimonia si è conclusa. Vi invitiamo a proseguire la celebrazione presso Piazza dei Signori. Grazie. Ecco, adesso noi ci spostiamo, ma io ho visto questa signora. Ecco, signora, venga, un attimo, signora, viene con me. Sì, viene con me. Venga con me, signora. Per cortesia, Eccola. Intanto il suo nome e il suo cognome. Commisso Margherita sono. Io c'ero quel giorno, me lo sono presa tutto. Ecco, allora, guardi signora, venga con me. Prego signori, venga con me. Quanti anni ha? 94. Perché sono del 4 gennaio del 1931. Senta signora, io ho visto che ha gli occhi rossi. Mi viene da piangere. Ci può ricordare quel giorno se ce la fa? Lei dov'era? Io me lo ricordo perfettamente. Lei dov'era? Qui a Treviso. Ero in vacanza perché era di venerdì ed allora sono andata a casa di una mia amica che sta davanti alla ferrovia. Sua mamma è venuta alla finestra e mi ha detto: Mita, perché sono Margherita, ma da piccola mi sono chiamata Margherita. Mita? Mita. Ecco, se vuole che ci fermiamo un attimo, sento che poi nasce. Sì, dopo arrivo. Mi ha detto: corri a casa perché siamo in preallarme, che erano già 2 o 3 giorni che c'erano gli aerei che passavano. Sono tornata a casa e l'ho detto a mia mamma e ha mandato la donna a prendere il tortino di patate che è diventato famoso, il mio tortino al forno. Solo che quello è rimasto sulla tavola, col bombardamento
era riempito di calcinacci. Senta, ma lei dove abitava di preciso? In via Fratelli Bandiera, al Quindi numero nel viale? 38. Quindi in centro, insomma. Sì, ma scappavamo in campagna in bicicletta. E infatti siamo scappati in bicicletta. E c'è mio papà che si era messo al riparo della credenza di questi signori e continuava a chiamarlo di lì. Vieni via da lì che se ti cade la credenza in testa. E lì a un certo punto alle 13... Io ero sotto la sotto la tavola. E cosa è successo? Cosa ricorda di questo? Pandemonio, tant'è che non sentivo più niente e invece bombarda. Guardi, 5 minuti tremendi. Io non riesco a ricordarmi. Polvere, buio. No, perché eravamo in campagna noi, che adesso deve essere stata requisita per fare l'ospedale. E insomma, finita, 5 minuti è durato. È che siamo venuti a in città a vedere la casa. E mia mamma fa, dopo quel ben di Dio che ci era caduto in testa, dice, guarda che brava, adesso non mi ricordo come si chiamava la cameriera, dice, ha già aperto gli scuri. Invece... Non c'era più. Cosa avete trovato lì? Beh, mio nonno ci ha messo la mano perché è caduta una bomba giusto nel mio gabinetto, al centro delle case, della mia e della sua, e sempre sua e di altri signori, dove c'era il garage. E la bomba, per fortuna, non è esplosa. Si è girata in su, non è esplosa. Mio nonno ci ha messo una mano. Senta, perché adesso le facciamo seguire la cerimonia. Qual è il messaggio che vuol dare dall'altezza dei suoi anni a questo mondo dove ci sono ancora le guerre e le bombe che lei vede per televisione? È un mondo di schifo. Detto, non posso dirlo in dialetto veneto. Ma però che cosa ci deve insegnare? Che si dovrebbe parlare, invece di fare la guerra, si dovrebbero parlare, spiegare, dire tu perché, cos'hai, cosa vuoi, cos'è che non ti va bene. Allora cerchiamo di mettere a posto. Perché comunque alla fine non vince mai nessuno. Alla fine non vince mai nessuno con le macerie. No. Grazie di questa testimonianza. Avete visto, ci sono ancora gli ultimi, le persone che si sono salvate. E adesso cominciamo a vedere. Questo è un aereo che non c'entra molto, perché voi avete capito che in questo momento molti stanno attendendo proprio al quinto di Treviso danno fastidio gli aerei, li fanno girare sopra città di Treviso. Ma per ricordare anche... Ecco, adesso noi invece ci avviciniamo con Nicoletta, vediamo di guadagnare l'entrata. Aspetta Nicoletta che veniamo di qua, siamo costantemente in diretta. Vieni di qua, Nico, vieni di qua con me, cerchiamo di venire avanti così, un attimo ancora. Come vedete tantissima gente che vuole seguire la cerimonia, che in questo momento continuerà con dei brani musicali, ma anche con delle letture da parte di alcuni giovani. E questa è la seconda parte del programma. Permesso, scusate, cerchiamo di entrare anche noi all'interno. Permesso, scusate, eccoci qua. Grazie Giuliana, entriamo anche noi con la... È autorizzato? Ormai di default siamo autorizzati. Allora, buongiorno anche voi. Come vedete siamo qui costantemente pronti per seguire insieme la cerimonia. Vedete che stanno arrivando i labari delle varie organizzazioni d'arma. Ci avviciniamo a quella che è la parte centrale. Eccoci qua Nicoletta. E guardate il colpo d'occhio, immagino che di sopra Francesca ve l'abbia fatto già vedere, perché come avrete certamente visto abbiamo una parte
che è diciamo una telecamera che è qui e che seguirà la cerimonia dal basso, una telecamera che abbiamo posizionato sulla torre di Piazza dei Signori. Adesso magari Nicoletta ve la farà vedere, ci spostiamo da questa parte perché è un'autorizzazione speciale. Sapete che la torre non è aperta al pubblico, però vale veramente la pena vedere in questo momento lì su in alto, la vedete, lì c'è invece Francesca che seguirà non solo la cerimonia dall'alto in una visione decisamente unica, ma poi subito dopo lo scoccare dei rintocchi che ricordano quei 7 minuti tragici, ci sarà invece il passaggio delle frecce tricolori. Devo dire, baciate da una giornata di sole eccezionale, anche se questa mattina qui c'era una nebbia. Questa mattina, quando intorno alle 8 la città si è svegliata, c'era una nebbia non indifferente. Adesso Nicoletta, noi adesso cerchiamo di prendere posto perché a breve comincerà la seconda parte della cerimonia e di conseguenza sia le letture sia poi naturalmente i brani che sono, devo dire, toccanti, perché ricordano pezzi di storia, voci importanti, testimonianze di persone che adesso non ci sono più ma che hanno vissuto questo 7 aprile 1944. Come dicevo prima, giusto per chiudere il discorso, un bombardamento pianificato, un bombardamento che gli anglo-americani hanno voluto per bloccare il flusso di rifornimenti che arrivavano dalla Germania, arrivavano dall'Austria, attraverso il Tarvisio e di conseguenza Udine, passando per lo scalo Motta di Treviso e poi giù verso i due fronti, quello di Cassino e quello di Anzio. Le carte del generale Acquistucci che l'ex comandante del secondo stormo, generale Acquistucci, ha potuto vedere quando è stato all'interno della NATO, ha avuto un incarico importante con la NATO. Il generale Acquistucci, dicevo, ha potuto vedere quello che è stato il motivo reale di questo bombardamento. Ok, allora continuiamo. C'è stato un discorso, è stato un momento tecnico per tutta la serie di cose che seguiremo insieme. E allora intanto mentre aspettiamo che cominci la cerimonia. Buongiorno, lei vuol dire qualcosa? No, ascolta, voglio sapere se siete delle testimonianze. Le testimonianze, sì, abbiamo sentito una signora di 90. No, siccome mica io beccai tutti i bombardamenti, quello di aprile e quello di dicembre. Quanti anni ha? 89, ma tiento partì però. E quindi? Niente, no, domando se siete testimonianze, mi sono qua. E poi mio papà sta salvando anche di pompieri, l'ultima a dicembre. Ma lei dove abitava? Qua, in pescheria, Taverna Fiorentina, San Parisio. Quindi lei aveva 9 anni? 9 anni, appena compì. E di quel giorno lì cosa si ricorda? Perché era il venerdì santo? Tutto, perché appena finito il bombardamento mio papà mi ha accompagnato qua e mi ho visto il disastro. Prima ero contento di vedere gli aerei e dopo mi sono messo a piangere. Dopo che avevo fatto un po' di tutto, mi sono restato impresso i tunnel, i rifugi che chiamavano, rimane nessun rifugio. Dove che c'era la Stella d'Oro? Dove adesso c'è anche qua, che era una donna grande. Comunque a paura si sta quando che all'inizio ero convinto di stare a sicuro. Invece dopo ho detto guarda che è pericoloso perché il soffocamento di fatti che ne ha estratto 20-30 soffocati e altri calpestati. Mio papà me la porta via. Questa è stata prima. Dopo in dicembre a Natale mio papà è stato sotto bombardamento qua a San Parisio. Bomba. E si sta a salvare i pompieri perché è suo amico del cuore e ha detto comandante non mi muovo da qua perché Andrea è come mio fratello
Io provavo a scavare e mio papà urlava dei dolori e aveva un... Adesso la fermo un attimo perché c'è l'inno nazionale adesso seguiremo l'inno nazionale. Ecco, adesso seguiremo appunto il 300 bambini 300 bambini delle scuole primarie, l'istituto Coletti, e adesso formeranno anche un tricolore che vedremo sicuramente dall'alto. E adesso seguiamo la prima parte della cerimonia. L'inno nazionale. Ed ecco, ora ci immergiamo nell'atmosfera di due momenti evocativi. Verranno letti da Amir e Maddalena, letture tratte dal libro Il cielo è rosso di Giuseppe Berto e dal libro La mia casa di campagna di Giovanni Comisso. Centinaia di aerei avevano volato a lungo per raggiungere la piccola città. Dentro ciascun aereo c'era l'equipaggio, ogni uomo con il suo compito: piloti, osservatori, radiotelegrafisti, armieri, personale ben addestrato, di sicuro rendimento. Gli uomini pensano, volando nella notte, sotto c'è la terra scura, non si vede niente. Sopra ci sono le stelle e le stelle aiutano a pensare. Così, volando nella notte, quegli uomini hanno pensieri di cose lontane, paesi che sono dall'altra parte della terra, ai quali appartengono e ai quali sperano di tornare un giorno. Avvicinandosi alla città, gli uomini abbandonano i loro pensieri di cose lontane. Gli aerei si dispongono per il bombardamento. Formazione, quota, direzione di lancio. Tutti sono tranquilli perché è un'azione facile che non toglierà a nessuno la possibilità di tornare a casa. Un apparecchio leggero è andato avanti e ha lasciato cadere grappoli di razzi a paracadute. Gli altri si dirigono sulle luci. Da terra, qualche mitragliera si è messa a sparare contro i razzi. Ridicolmente. I proiettili salgono in fila e muoiono a mezz'aria. Gli osservatori guardano in basso e riconoscono i luoghi che hanno studiato sulle carte durante la preparazione per il volo. Ora seguono la linea ferroviaria. Avanti si scorge la stazione, grande come un pacchetto di sigarette, con i fasci dei binari e il cavalcavia. Poco più in là ci deve essere il ponte di ferro sul fiume. Pronti, tutti a bordo hanno un attimo di tensione.
e apparecchi sono sull'obiettivo. L'obiettivo è una stazione, un cavalcavia, un ponte, dei fasci di binari. Quelle cose si devono colpire perché il nemico se ne serve per la sua guerra. Ma intorno e vicino ad esse ci sono le case della città che sulle carte non sono segnate con segni speciali che mettono in risalto l'obiettivo. Perciò si trascurano. È come se non ci fossero. E si trascura che dentro quelle case vive la gente, molta gente, più di 100.000 persone cadute nel terrore. Eravamo giunti alla settimana di Pasqua e mia madre aveva accumulato grandi provviste per festeggiarla. Nel forno per il pane eravamo riusciti anche a cucinare una focaccia, quando, il venerdì santo, il 7 aprile, sul mezzogiorno, venne dal mare una grande formazione di aerei americani che scintillò nel cielo chiarissimo e si diresse verso Treviso. Non si intese alcun fragore di bombe perché il vento era contrario e si continuò a mangiare, ma dopo poco i contadini vennero ad avvertire che dalla parte della città si vedeva alzarsi un grande fumo, come per un incendio. Poi gente che passava in bicicletta disse che la città era stata interamente distrutta. Uno sbigottimento ci prese. In città vi era mio fratello con la sua famiglia. Avevamo la nostra casa con tanti ricordi. Presi la bicicletta e andai a vedere. Avvicinandomi trovai gente che fuggiva verso la campagna, portando su carrettini materassi, casse e roba messa alla rinfusa. Fumo e fiamme salivano dalla città. La prima strada mi apparve ostruita dalle macerie delle case crollate. Scavalcai le macerie, portando la bicicletta a spalle. Giunsi nella piazza, dove era la mia casa. Vi era un grande cumulo di pietre e travi e vidi liberamente le case e gli alberi che le stavano dietro. La mia casa non esisteva più. Dovunque vi erano morti insepolti e gente che girava impazzita. Salito sulle macerie della mia casa, mi accorsi che vi affioravano alcuni volumi della Bibbia, rigurgitati dalla mia libreria, ed erano intatti. Altri oggetti erano ancora intatti, tra i calcinacci e le pietre, e allora decisi di ritornare il giorno dopo, con alcuni ragazzi contadini, per recuperare, scavando, quanto sarebbe stato possibile. Tutta la città era stata come calpestata, le acque del Sile erano state ostruite dalle macerie, i rifugi inadeguati erano crollati, i morti erano innumerevoli, le strade non si riconoscevano più. Ogni mattina mi alzavo presto e con 2 ragazzi contadini andavo in città a scavare tra le macerie della mia casa. Fu un lavoro satanico per quasi 2 mesi. Grazie a Damir e Magdalena. È giunto ora il momento di un brano musicale, un brano scritto nel 1958 con il testo di Italo Calvino e musica di Sergio Liberovici. Il brano è Dove vola l'avvoltoio, diretto dal professore Paolo Craglietto. Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no. Avvoltoio vola via, nella limpida corrente
domandò l'uranio e l'uranio disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflaggerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva rimpianto, in un luogo deserto a complotto si radunò e vide nel cielo arrivare, girando quel branco, e scendere finché qualcuno gridò: dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia, ma il rapace li sbranò. Torniamo ora a confrontarci con i racconti di quel 7 aprile 1944. Per il calendario un venerdì santo, per i trevigiani un tragico venerdì di passione. I nostri ragazzi Marco e Marco condivideranno con noi le parole del brano Il 7 aprile avevo 7 anni di Giorgio Zanetti e una testimonianza di Luisa Tosi tratta da Un venerdì di passione. Nel 1943 Nel 1943 frequentavo la prima classe elementare delle scuole di Amicis di Treviso e quel tragico venerdì santo è rimasto per molti anni impresso nella mia memoria. Ero a casa da scuola per le vacanze pasquali. Verso le ore 13 stavo sulla strada di via Santa Bonavecchia quando suonò la sirena d'allarme. Vi fu un passaggio di aerei da caccia e subito si sentirono in azione i cannoni dei bombardieri. Rumori sordi, cadenzati, monotoni, cattivi. All'improvviso cominciò il bombardamento con un fragore impressionante. Il martellamento si faceva sempre più forte e, a un iniziale momento di sgomento e sbigottimento, seguirono attimi di vera paura. Tanto fragore e poi il silenzio, quasi irreale. Un acre odore di fumo ci invase e una nebbia fitta di polvere aveva completamente oscurato il cielo. All'inizio di Viale Luzzatti fui sconvolto nel vedere una quantità di gente che si spostava avanti e indietro freneticamente. Entrati in via Fragiocondo, la visione diventava sempre più allucinante. Il palazzo che faceva angolo con via Orsoline era completamente raso a terra. Erano state rovinosamente colpite la casa di Pravato, la caserma della 55esima Fanteria, Cadanoali. Verso Piazza dei Signori, il palazzo dei 300 era sfasciato. Ritornando per via D'Annunzio, mi accorsi che era stato colpito in pieno un rifugio dove si trovavano ancora delle persone intrappolate e si udivano distintamente urla e strazianti lamenti. Scappai di corsa verso il Duomo, dove, davanti al battistero, stavano già allineando i morti in attesa di comporli nella chiesa. Verso le 5 della sera cadde una pioggerellina fine, quasi purificatrice, come per coprire con un velo di pietà e di mestizia le tante vittime innocenti. Per molti anni ancora a casa nostra avremo ricordato il bombardamento di Treviso, con i mesti rintocchi del campanone, anche perché per la nostra famiglia era un giorno di festa e ricorreva infatti il compleanno della mamma, che era nata proprio il 7 aprile 1914. Del 7 aprile, fase per fase,
conservo ricordi lucidissimi, come fosse ieri. Quel mezzogiorno la cantina si trovò invasa fuori misura, con parecchia gente stipata nel corridoio, forse una 50 di persone, fra le quali stentò a farsi largo il papà, scappato dal deposito locomotive. Rannicchiato, rammendo le bombe piovute dal basso, il cui maglio implacabile prese a scuotere da presso il terreno e la casa. Nel ricovero tutto incominciò a traballare, quindi a sobbalzare con violenza, dietro il senso di un tracollo imminente. Lo schianto annunciato si accostava con l'effetto travolgente della frana o del terremoto. La mostruosa cavalcata si scaricava direttamente sopra il nostro capo. Mentre gli occhi restavano chiusi, un buio impossibile a dissolversi si raccolse tutto al di dentro. Fu il primo a balzare fuori da quello stato, pur permanendo nell'incoscienza. Toh, morto. Meno male che mi ero confessato. Però questo morire non è mica così difficile, anzi, naturalissimo. Così il pensiero, esattamente e nient'altro. Poi, di colpo, minuti, secondi, mentre io ero in piedi, ma perdurava nel rifugio uno stato di ipnosi generale, mi accorsi di respirare. Anzi, che respirava a fatica per il denso fumo di polvere che occupava il locale. Quella polvere acre e soffocante delle macerie. Il furore mi prese in mezzo ai singhiozzi. Ricordo che alzai i pugni al cielo. Maledetti! Gridai sul panorama del nostro mondo disfatto. Grazie a Marco e Marco, siete stati veramente molto bravi. Entriamo ancora in un clima musicale con l'interpretazione della nostra orchestra del brano World in Union, diretto dal professore Matteo Bragagnolo.
Ed eccoci giunti all'ultima lettura a cura di Emanuele, la poesia Al Sile di Silvio Barbisani. O Sile, amato Sile, le sponde doloranti che l'acque calme vide rosseggiare dell'innocente sangue son testimoni del tuo gran dolore. Eppure un giorno questa tua Treviso verrà riedificata, di prima ancor più bella, ma non sarà più quella che ci cullava un dì. Restar così non può l'amata tua città, lei rivivrà feconda, bagnata dalla placida tua onda. La sua bonaria gente le riderà i colori, olezzeranno i fiori e tu sarai lor re. Tutto risorgerà come in un incanto e rivedremo sotto un nuovo manto palagi, case, torri e monumenti. Ma sempre vivo in noi resterà, caro il ricordo e maestro degli assenti. Grazie ad Emanuele. Con questo brano si conclude la prima parte dei brani che ci conducono a quello che alle 13.05 siamo tutti con gli occhi verso la torre civica, verso l'orologio, perché alle 13.05 ci saranno 7 minuti di rintocchi, gli stessi 7 minuti che quel giorno, 80 anni fa, distrussero la città di Treviso. Quindi vi chiediamo un momento di raccoglimento e di silenzioso rispetto per questi 7 minuti. Ancora un minuto? Un crepaschino? Sì, metti. Vuole il campanile? Vuole il campanile adesso? Vuoi che ti do delle foto? Ho fotografie. No, vuole il rintocco. Vuoi che ti do la gente? Andrea, vuoi che ti do la gente? O no?
possa la memoria di questo tragico evento, con questi minuti di silenzio, rendere forti i cuori e le menti. Eccoci, volgiamo gli occhi al cielo, il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale. Possiamo mirarli in cal maggiore verso eccoli alla vostra. Ma troppo svelte. Si conclude questo momento molto emozionante che celebriamo con un canto altrettanto emozionante e celebre. L'Ave Maria di Gounod, interpretata dal tenore Francesco Grollo ed accompagnata al pianoforte dal maestro Antonio Camponogara. Do ora la parola al sindaco della città di Treviso, Mario Conte.
Buongiorno a tutti, signor Ministro, tutte le autorità presenti, grazie per essere qui. Io vi chiedo scusa, ma sto uscendo un po' dai protocolli perché più che una commemorazione vuole essere un momento di comunità, per ricordare quel drammatico 7 aprile del 1944. Per questo ho chiesto che i bambini che stavano componendo una bandiera statica lì fossero protagonisti di questa piazza, e dico anche che non serve nemmeno che stiano in silenzio, perché 80 anni fa a quest'ora, in questo momento, regnava il silenzio, lo strazio, la paura e la polvere, e quindi noi dobbiamo ritenerci fortunati nel sentire i sorrisi, le voci, i canti dei nostri bambini, ma li ho voluti qui anche perché sono loro la nostra speranza, perché mi pare abbastanza evidente che noi adulti quantomeno non abbiamo ancora capito come si vive in pace, e abbiamo un po' di presunzione di cercare di spiegare a loro come si dovrebbe vivere in pace. Forse dovremmo noi essere i primi ad ispirarci a loro, a seguire i loro insegnamenti, ad imparare la diplomazia, perché se oggi qui avessimo un conta vittime civili di guerra, come un contatore delle utenze che si muove in base al fatto se ci sono o no vittime civili, oggi nel mondo e in questo momento questo contatore sarebbe in continuo, inesorabile movimento. Basti pensare al Medio Oriente, basti pensare a quanto sta succedendo in Ucraina, mentre noi siamo qui a celebrare, a ricordare, ad onorare quanto è successo 80 anni fa. In questo momento stanno piovendo bombe sulla testa dei civili, stanno bombardando ospedali, scuole. Dove essere un bambino, dove essere una persona in difficoltà non ha alcun senso, conta soltanto la sopraffazione, conta soltanto la violenza, contano soltanto le armi. E allora, quando abbiamo pensato a come celebrare questi 80 anni, ovviamente vogliamo ricordare chi non c'è più, ovviamente vogliamo sostenere chi è ancora qui, ma quella giornata l'ha vissuta in prima persona, come Bertilla, che aveva 10 anni, l'età di questi bambini, e che porta dentro di sé una ferita che non si potrà mai ricucire. Ma vogliamo anche che dalla piazza dei Signori di Treviso parta un messaggio di pace, un grido di pace, un canto di pace che parte proprio dalle future generazioni. Non vogliamo arrenderci al fatto che la guerra sia uno strumento per decidere chi ha ragione e chi ha torto. No alle bombe, no alle armi, no alla violenza. Questo è il grido che oggi deve partire, e parte dalla città di Treviso, perché quanto hanno vissuto i nostri concittadini che non avevano alcuna colpa e hanno ricevuto 2500 bombe in 7 minuti, non avevano nessuna colpa in quel momento per subire tale e tanta violenza. Voglio ricordare alcune persone, la carissima Luisa Tosi, che ricordiamo con grande affetto, che proprio nel momento in cui ha ritirato la benemerenza cittadina del riflettore donna ha voluto ricordare quel 7 aprile del 44, sottolineando che oltre alla vita e alla morte di tanti concittadini ha perso anche, pensate a quell'età cosa significa perdere la casa, perdere un oggetto, perdere un punto di riferimento, perdere un amico, perché nella guerra si perde sempre tutto e tutti. Poi voglio ricordare il vescovo che in quel momento serviva alla nostra comunità, Antonio Mantiero, il vescovo dalla toga insanguinata, che ancora mentre piovevano le bombe non ci pensò 2 volte ad uscire dal vescovado e mettersi a servizio di una comunità in ginocchio, a salvare i superstiti e a benedire coloro che non ce l'avevano fatta, erano stati travolti. E poi voglio ricordare il folle di Dio, Mario Botter, che fu il primo, l'artefice
della ricostruzione di una città e di una comunità, che si oppose all'abbattimento, per esempio, del nostro Salone dei 300, salone dove ancora oggi celebriamo il Consiglio Comunale, il luogo della democrazia cittadina, che venne salvato per grande volontà di Mario Botter, che insieme al figlio Bemi si arrampicò sulle macerie per dimostrare all'allora sovrintendente che Treviso voleva ricostruirsi, che voleva rialzarsi, che Treviso non accettava quella ferita, e fin dai primi giorni dopo il bombardamento, insieme a una comunità straordinaria, si misero tutti a lavorare per ricostruire questa città, perché Treviso è anche questo. Treviso è una città che è caduta, Treviso è una città che ha perso 1600 cittadini, ma Treviso e i trevigiani sono una comunità che hanno saputo rialzarsi, che hanno saputo ricostruirsi all'insegna di valori che sono forti e radicati nel nostro DNA e che oggi Bertilla rappresenta a nome di tutti i superstiti di quella tremenda giornata. E vi chiedo un applauso grandissimo a Bertilla e a tutti coloro che sono vivi. Adesso ti passo la parola, Bertilla, perché guardate, io mi ero preparato un discorso, però ho rotto il protocollo, ho lasciato parola al cuore. In questi giorni pensavo che le testimonianze che abbiamo raccolto, grazie a tutte le associazioni culturali, combattentistiche, grazie ai volontari, grazie ai reduci, sono molto più forti di qualsiasi discorso. Però era giusto celebrare e soprattutto era giusto dare un senso, se un senso può averlo, quanto è successo 80 anni fa, e il senso oggi lo dobbiamo trovare nello scopo che diamo nella nostra vita, soprattutto nei confronti di questi ragazzi. E ricordiamoci che ognuno di noi è artefice di un mondo all'insegna della pace. Non sottovalutiamo i piccoli gesti quotidiani, non sottovalutiamo le parole, non sottovalutiamo le battute che possono comunque ferire tanto. La violenza si manifesta in tante forme. La violenza non sono solo bombe e armi, la violenza è anche di genere, la violenza è anche mancanza di rispetto. Grazie di cuore a tutti, io mi sento orgoglioso oggi di rappresentare questa straordinaria comunità che dimostra al mondo di sapersi rialzare senza dimenticare e portando con sé per sempre una ferita indelebile del cuore che si chiama 7 aprile del 1944. Bertilla, ti lascio il microfono, puoi dire quello che vuoi perché la tua testimonianza è decisamente più importante di noi. Ricordiamoci che 6 mesi fa cominciarono i primi morti e le prime bombe anche in Medio Oriente, esattamente 6 mesi fa. Passo la parola a Bertilla, grazie Treviso, grazie di cuore, ecco qui. 7 aprile, venerdì santo, io sono viva perché ero a casa da scuola e la mia scuola è stata bombardata. Cosa devo dirvi? Signor, ti ringrazio di essere viva. Ora devo leggere perché non vorrei dimenticare qualcuno, però quest'anno è stato un calendario articolato di eventi che hanno accompagnato la celebrazione e che continueranno ad accompagnarla anche nei prossimi giorni. Quindi desidero ringraziare innanzitutto tutti gli uffici comunali. Fatemi citare 3 persone in modo particolare senza che nessuno si risenta, però Donatella Pivetta, Mariangela Coniglione e Giuliana Dal Pozzo, quindi staff del sindaco, cerimoniale del comune e polizia locale che hanno fatto un lavoro straordinario insieme a tutti i colleghi, tutte le associazioni combattentistiche d'Arma, l'azienda sanitaria ULS 2, Istresco e tutti i lettori delle varie testimonianze. Con Istresco sono tantissimi lavori
scientifici di ricostruzione della storia della nostra comunità che stiamo facendo, Frau Musica e Società Bacchiana. Oggi ricordo che a San Nicolò ci sarà il grande concerto del maestro Marcon. Ringrazio ovviamente il maestro Francesco Grollo, accompagnato dal maestro Camponagara. Ringrazio l'associazione Manzato, la diocesi di Treviso, il vescovo Michele e i padri carmelitani, il conservatorio Stefani, l'associazione Beppi Sarto, l'associazione Doge e l'associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, il collegio Pio X, il FAST provinciale, Nicola e la Silvia di GAC Servi, e ringrazio ovviamente l'Istituto Comprensivo Coletti che ci ha accompagnato con l'orchestra, il coro. Ringrazio tutti gli istituti comprensivi che sono qui oggi, e poi consentitemi di ringraziare tutte le autorità presenti e in modo particolare l'Aeronautica Militare, che con la pattuglia acrobatica nazionale ha voluto onorare la città di Treviso e i 1600 concittadini che non ci sono più. Grazie davvero di cuore a tutti, viva Treviso! Ed ora la parola all'assessore regionale Federico Caner. Grazie, buongiorno a tutti. State tranquilli che sarò più breve, perché siamo tutti sotto il sole, però permettetemi di portare innanzitutto i ringraziamenti e i saluti del Presidente Zaia. Oggi sono stato delegato come assessore regionale della città di Treviso a portare i saluti suoi, e assieme con me c'è anche la collega Elena Donazzan, a tutti i cittadini trevigiani, alle autorità, in primis al sindaco, ovviamente al nostro caro ministro Carlo Nordio, che è trevigiano. Quel 7 aprile del 44 i giornali di allora lo definirono come giorno della passione di Gesù Cristo e di Treviso, perché era un venerdì santo, ce l'ha ricordato bene Bertilla. È stata una ferita forte. Treviso perse parte dell'immagine medievale che aveva, oltre a subire 1600 morti, distruzione della nostra città, dei nostri palazzi, ferita nell'anima, però è una città che è riuscita a ricostruirsi, una città e una provincia che è riuscita a ricostruirsi. Subì uno dei più grandi bombardamenti della seconda guerra mondiale, però la forza dei trevigiani è quella che noi oggi vediamo, una città forte, simbolo anche economico del Veneto e dell'Italia. Allora grazie a tutti loro, grazie alle famiglie dei sopravvissuti, grazie a tutti coloro che si sono rimboccati le maniche. Però permettetemi anche di ricordare una cosa: noi oggi siamo qua a ricordare un bombardamento e saremmo degli ipocriti se oggi in questo momento non ricordassimo ciò che avviene nel mondo in questo momento. Il sindaco ha fatto bene a dirlo. Allora dobbiamo tutti noi impegnarci e a dire ai potenti del mondo basta guerre, ma soprattutto basta vittime civili, basta morti, basta bambini uccisi come quelli che ho dietro alle spalle. E chiudo veramente, perché ho promesso di essere breve. Io sono fiero di essere trevigiano, sono fiero di essere italiano, ma sono ancora più fiero di essere veneto, e vi spiego perché. Perché abbiamo una bandiera, un gonfalone, che è l'unica bandiera al mondo che ha la scritta pace. Il leone di San Marco, sotto la zampa del leone di San Marco c'è un libro aperto con scritto Pax Tibi Marce Evangelista Meus. L'unica bandiera al mondo che ha la scritta pace. Ricordiamocelo. Viva Treviso, viva il Veneto e viva l'Italia. Buona giornata a tutti. Ed ora la parola all'onorevole ministro Carlo Nordio. Grazie a tutti. È una grandissima emozione. Io sono trevigiano, sono cresciuto nel ricordo del 7 aprile perché i miei genitori abitavano esattamente lì.
ed è stato l'unico palazzo a rimanere in piedi durante quel bombardamento che ha avuto come epicentro proprio quella che oggi è la piazza Borsa. Quindi quando andavo a scuola alle elementari andavo in mezzo alle macerie perché c'erano ancora le rovine della guerra, ma lasciatemi dire che se la parola d'ordine oggi è e dovrebbe essere mai più guerre, pace, ebbene dobbiamo ricordare che molto spesso, quasi sempre, le guerre vengono cagionate dalla mancanza di libertà. Raramente le democrazie liberali hanno scatenato una guerra, anche perché nessun popolo vuole andare a morire in battaglia. È anche vero però che le democrazie liberali si devono saper difendere dalle aggressioni che sono determinate dalle dittature e dai regimi comunque autoritari, e che la pace non si difende con un vuoto e sterile pacifismo, con una neutralità disarmata. La pace si difende con un'adeguata preparazione per la nostra difesa, ed in questo senso io ringrazio dal profondo del cuore le nostre forze armate che oggi sono qui rappresentate in modo così autorevole. Siamo giunti al termine di questa cerimonia di emozioni e parole importanti, e credo che non potrebbe esserci modo migliore per cantare tutti insieme di nuovo l'inno d'Italia con tutti i ragazzi degli istituti comprensivi di Treviso, delle primarie che si sono aggiunte e quindi canteranno insieme a noi l'inno di Mameli. Vieni, per favore. Grazie, grazie a lei. Bambini, allora è la prima volta che lo facciamo insieme. La prima parte attendete il maestro, la canto solamente in solista, perché come voleva Michele Novaro, il nostro inno è l'unico al mondo che ha due protagonisti, il solista e il coro. Quando il maestro vi darà il cenno cantiamo la seconda parte insieme. Tutto chiaro? Siamo pronti per cantarlo? Sì, voglio sentire un sì deciso. Bello. Questo deve essere il sì della fine del nostro inno, alla fine, ok? Iniziamo il canto degli italiani. Con questo applauso noi a questo punto diamo la pubblicità e ritorneremo qui in piazza per le ultime informazioni e soprattutto per le ultime testimonianze. Quindi linea alla regia, la pubblicità, torneremo immediatamente qui in Piazza dei Signori.
Allora torniamo in diretta qui dalla Piazza dei Signori di Treviso, siamo praticamente verso la fine di questa lunga diretta che è cominciata intorno a mezzogiorno e siamo con le ultime testimonianze. Anzi, con Nicoletta facciamo vedere la gente che ormai sta salutando e se ne sta andando, mentre noi cerchiamo di fare un'ultima cosa che stiamo aspettando un attimo i colleghi, perché qui c'è Bertilla che avete visto prima, ha detto ringrazio il Signore di essere ancora viva. Allora Bertilla, io adesso però vediamo, ecco qua, ciao Bertilla, le faccio vedere queste foto, sono le foto originali, se le ricorda, guardi che foto. Ben so, qui le faccio vedere anche la telecamera, di qua, questa qua cos'è? Questa qua è dove che sta i Botter che stava a Treviso e conoscevo qua? Conoscevo. Chiedi a me. E questa? No, non riesce a riconoscere neanche lei? No. Forse era vicino alla Stella d'Oro? Che era Stella d'Oro davanti. Qua invece? Questa qua. No. Qui siamo pochi giorni dopo il 7 aprile. No. Se le ricorda queste devastazioni? No. Tesoro, a 10 anni, non so che. Noi 10 anni di un po' erano più. Non avevamo le televisioni e le fotografie. Qua invece? San Nicolò. San Nicolò? Sì, è mia parrocchia. A vedere queste immagini cosa prova? Tesoro, non si sa cosa, non so cosa dire perché c'è qualcosa che scatta, ma non so perché. Niente. Senta, il messaggio comunque per tutti quanti è, guardando queste immagini, ricordando dopo 80 anni quello che è successo. Ringraziamo il Signore di essere vivi e anche tutto sommato non si è male, a 91 anni quasi. Grazie. Adesso noi in questo momento stiamo per salutare con Nicoletta, torniamo verso la piazza, vediamo se riusciamo a trovare ancora qualcuno per un'ultima battuta. Ancora un'ultima battuta, abbiamo sentito, adesso tra un attimo lanciamo un ultimo passaggio di pubblicità, noi lanciamo un attimo la pubblicità e poi rientriamo ancora una volta in piazza. L'ultimo blocco prima di salutarci lo vogliamo condividere con il sindaco, un discorso a braccio, l'avete sentito, non un discorso scritto. E allora con lui, come abbiamo fatto prima con una superstite del 7 aprile, vogliamo commentare queste foto, queste cartoline che siamo riusciti grazie a Flavio Moretto a trovare. Sono le cartoline che sono state stampate per dare 2 soldi, un contributo ai sinistrati. Sindaco, a vedere queste immagini della sua città, della nostra città? No, lo dicevo prima, sostituire con un discorso istituzionale quelli che sono i ricordi, le testimonianze, questi documenti che sono reali di una città distrutta, calpestrata, che ha visto perdere 1600 concittadini, era impossibile. Quindi chiedo anche scusa, sono uscito un po' dai paletti del protocollo, però innanzitutto ho voluto che i bambini fossero protagonisti in piazza, cioè non una bandiera statica sulla piazza accanto, ma protagonisti insieme a noi, senza nemmeno chiedere loro il silenzio, perché il silenzio che in realtà 80 anni fa a quest'ora regnava in città era agghiacciante, era un silenzio di dolore, lacrime, e quindi io credo sia bene non risentirlo più quel silenzio ed è bene anzi sentire le risate, il chiacchiericcio, i bambini che magari non sono consapevoli di cos'è successo 80 anni fa, ma forse va anche bene così, nel senso che abbiamo tempo per insegnargli la storia, ma oggi se vogliamo vivere in pace dobbiamo ispirarci a loro. E quindi non avere la presunzione di spiegare come si vive in pace, visto che abbiamo dimostrato che non sappiamo vivere in pace
con quello che sta succedendo in Ucraina e in Medio Oriente, ma affidiamoci ai bambini, quei bambini che oggi hanno riempito la piazza insieme a tutta la nostra comunità. Quindi guardando queste immagini che sono in bianco e nero ma somigliano terribilmente a immagini a colori che vediamo ogni giorno sui telegiornali, il messaggio è che il futuro è dei più piccoli e che soprattutto deve essere un futuro di pace, quella pace che, come ha detto l'assessore Caner, è scritta nella bandiera del nostro Veneto. Assolutamente sì, l'unica bandiera al mondo con la parola pace tenuta in piedi dal Leone di San Marco, però queste non sono cartoline, non sono fotografie, ma questa è una pagina viva della nostra storia, perché ho portato con me al microfono Bertilla e queste immagini che oggi io tengo in mano in una cartolina, lei l'ha vissute a 10 anni. Qui c'era un'altra signora, ma ce ne sono tanti, reduci o basta andare in una casa di riposo e queste cartoline diventano racconti. E quindi è evidente che è una ferita ancora aperta nella nostra comunità, che non si ricucirà mai, ma che dobbiamo prendere come monito per costruire il futuro. Grazie al nostro sindaco, grazie a tutti voi per l'attenzione. La diretta del 7 aprile, 80 anni dopo il bombardamento. Posso dire un'altra cosa? Ecco, l'ultima cosa, prego. No, volevo ringraziare Antena 3. Nel senso che oggi molti avrebbero voluto essere qui in piazza, però molti non potevano perché impossibilitati a muoversi, però hanno potuto vivere l'emozione di questa giornata attraverso la vostra emittente che è entrata nelle case come sempre più spesso fa, e quindi grazie a voi che avete lavorato e grazie a tutti coloro che hanno permesso questo. Allora l'ultimo ringraziamento lo facciamo proprio al sindaco, perché ci ha permesso di andare con una camera lassù sulla torre dei 300, cosa che non capita tutti i giorni, e che ci ha permesso di vedere in una visuale davvero unica l'arrivo delle frecce tricolori, che difficilmente torneranno così vicino e così sopra Treviso. Sì, ultimo ringraziamento, hai fatto bene a ricordarmi, all'Aeronautica Militare. Ricordo che non era uno spettacolo, ma era un passaggio in ricordo delle 1600 vittime della città di Treviso, e quindi un grazie di cuore all'Aeronautica Militare che ha onorato la città di Treviso attraverso la pattuglia acrobatica. Grazie sindaco, grazie a tutti voi per l'attenzione. Adesso linea alla rete, le più belle immagini le rivedremo questa sera nel corso del telegiornale. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'anticiclone comanda il tempo su tutto il nostro paese, sarà dunque asciutto e stabile. Vediamo in dettaglio di domenica 7 aprile. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o velato. Non sono escluse tuttavia locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Le temperature saranno in ulteriore aumento, minime tra 10 e 11 gradi, massime fino a 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso e con venti a regime di brezza. Non sono attese piogge. Temperature minime sui 9-13 gradi, massime intorno ai 19-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. La situazione non cambia di molto, sarà infatti decisamente soleggiato con cielo limpido, solo con locali velature. Temperature minime sui 10 gradi, massime intorno ai 27. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.